sei il primo a passare questa mattina. Così mi dicono sì, stamattina 8:30 e siamo qua e vediamo come va, speriamo bene. Hai preparato un elaborato su cosa? Sì, ho preparato un elaborato sull'America's Cup, sono un appassionato di barca a vela e quindi ho deciso di portare questa cosa anche in relazione all'alternanza scuola-lavoro che ho fatto 2 anni fa. Quindi un esame col vento in poppa? Si spera, non di bolina perché sennò torniamo indietro. Alessio, hai preparato un elaborato su? Il concetto di diversità e di emarginazione del diverso. Come sei emozionato? Beh, per adesso ancora tranquillo, però insomma sì, un po' di emozione c'è. Sai già che cosa farai dopo? Sì, più o meno le idee più o meno chiare e sì. Sono uno dei primi a essere esaminati quest'anno, maturità 2021. Allora, impressioni... Non sono molto contento di questa maturità, diciamo che il prospetto di giocarmi praticamente 5 anni di liceo in un'ora non lo trovo tanto giusto, sinceramente. Avevo un elaborato con il tema che è l'evoluzione e ho dovuto svilupparlo in vari ambiti pluridisciplinari, in particolare matematica e fisica. E in realtà mi è andata anche bene quest'anno fare solo un'ora di orale perché gli iscritti sono un po' più pesanti, però allo stesso tempo sono comunque un po' agitata. L'esame è simile a quello dell'anno scorso, però ci sono delle novità. La primissima novità consiste nel fatto che quest'anno l'ammissione non era automatica e quindi gli studenti sono stati ammessi grazie a una delibera dei consigli di classe. Quindi nel nostro istituto, ad esempio, sono stati tutti ammessi all'esame di Stato, si è data a tutti questa opportunità, però c'era la possibilità di non essere ammessi. La seconda novità riguarda alcune parti, diciamo, che costituiscono la prova. In particolare c'è un nuovo documento in formato digitale che si chiama Curriculum dello studente e questo documento, diciamo, servirà per la conduzione dell'esame perché la commissione si baserà su questo documento per valorizzare lo studente. Si tratta di una documentazione che racchiude le esperienze degli studenti, di ciascuno studente, per quanto riguarda non solo l'aspetto scolastico ma anche attività extrascolastiche come ad esempio esperienze di volontariato, musica, sport, le certificazioni linguistiche e anche informatiche e un'altra esperienza importante è quella del PCTO, cioè dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, quindi diciamo l'alternanza scuola-lavoro, l'esperienza di tirocinio. Signor Preside, il secondo anno con esami anomali, esami di Stato, cosa ne pensa dell'esame di quest'anno? Beh, è un esame sicuramente sui generis a causa dell'anno sui generis che è appena trascorso, un anno che come è noto è stato caratterizzato da una didattica mista, in parte in presenza, in parte a distanza e conosciamo tutti i disagi che ciò ha comportato. Certo, pensare a soluzioni di altra natura sarebbe stato molto difficile, per cui probabilmente la scelta che è stata effettuata è quella più saggia. Sulla questione dell'esame finale c'è un dibattito che si trascina da diversi anni sui favorevoli e i contrari. Probabilmente la formula andrebbe rivista. In effetti in questi giorni si sta anche discutendo, prendendo spunto appunto dalla situazione molto particolare di questo anno scolastico, e c'è chi propone di trasformare l'esame classico come lo conosciamo, con prove scritte e orali su più giorni, in un colloquio finale che praticamente dovrebbe mettere in mostra quelli che sono diciamo, le conoscenze, le competenze che lo studente ha conseguito nel percorso di studi in maniera informale. Quale elaborato hai presentato? Devo presentare lo stato patrimoniale in economia aziendale. Sei molto emozionata? Sì, sono un po' agitata. Ero molto emozionato, molto ansioso, però in teoria è andata bene perché sì, mi hanno fatto esporre l'elaborato, mi hanno fatto ovviamente delle domande e spero sia andata bene, insomma. Proseguirai gli studi? Hai già scelto? No, sicuramente proseguirò gli studi e mi sono già iscritto, cioè ho già fatto l'esame di ammissione riguardo economia. Allora, com'è andata?
Beh, è andata bene, meglio di quanto pensassi in realtà, ero un po' titubante soprattutto per quanto riguardava chimica e fisica, invece tutto sommato me la sono anche cavata su tutte le discipline in realtà, l'esposizione elaborata è andata bene e anche i vari passi successivi all'esame sono andati tutti un po' meno bene rispetto all'elaborato, però è andato tutto sommato, sono contento, sì. Allora Giacomo, come siamo andati? Il vento com'è stato? Allora, penso in poppa, spero in poppa. E sinceramente ero molto più negativo riguardo al mio esame, pensavo sarebbe andato peggio, ma sono contento sì, deve essere adesso l'estate libera e speriamo che gli esiti di sabato siano positivi. L'esame è andato bene, mi aspettavo che sarebbe stato molto più complicato, ma in realtà gli insegnanti comunque sono stati d'aiuto e sì, è andata. Proseguirai gli studi? Vorrei fare un anno sabbatico, viaggiare un po' e dopo proseguire con l'università. Riccardo, cosa farai da grande? Beh, ho già fatto il test ingresso per l'Università di Trento, indirizzo matematica, e quindi adesso sto aspettando che aprano per le immatricolazioni a luglio e quindi a settembre sono a Trento a fare matematica. Come è andato l'esame? È andato bene, dai. Con domande fattibili, quindi sì, bene. Era forte emozione oppure? All'inizio sì, 3 pianti per entrare, però alla fine è andato tutto liscio. Cosa farai dopo la maturità? Scienze politiche e diritti umani. Licia, com'è andato l'esame? Strabene. No, dai. No, è andato diciamo che nella media tra il 5 e il 6 come al solito. E ho fatto l'elaborato, il PCTO, strabene. Poi un po' le altre materie diciamo che ho saputo. Adesso c'è la mia accompagnatrice che può dire. Vedere l'esame. E come sono andata? È andata bene. Dai. Bene. Ok, Sai già che cosa farai dopo? sì, farò comunicazione e relazioni pubbliche, perché penso che sia una cosa che mi viene abbastanza bene, diciamo. Sì, direi che si vede molto. Grazie.